Buona serata telespettatrici, telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato nei nostri studi anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Grazie, buonasera. Sindaco, glielo preannuncio subito, la puntata di questa sera sarà un po' sui generis, un po' particolare rispetto a tutte le altre, perché la dedicheremo quasi interamente ad un'opera che è fondamentale per il futuro non solo della città, mi verrebbe da dire, ma un po' di tutta la regione. Stiamo parlando del progetto del nuovo ospedale di Padova, perché nei giorni scorsi avete presentato il master plan, insieme ovviamente alla regione che costruirà formalmente l'ospedale su terreni che voi avete ceduto. Certo, la struttura nuova, diciamo quella di Padova Est, su terreni che voi avete ceduto alla regione. E insomma, dicevamo, è un'opera veramente importante, anche perché arriva al termine di un periodo molto lungo, se ne parla da decenni, da diversi decenni a dir la verità. E insomma, finalmente sembra che si sia arrivati davvero a un punto di svolta. Allora, ne parliamo tra pochissimo, però proprio perché dicevo che questo master plan viene presentato alla fine di un percorso lunghissimo, il nostro Francesco Cocchiglia ha cercato di riepilogarlo, questo percorso, insomma fa abbastanza impressione. Andiamo a vedere il servizio. Ci sono voluti 6 anni, dal primo preaccordo del dicembre del 2017 alla presentazione del progetto definitivo nel novembre 2023. 6 anni lunghi, tortuosi, con una pandemia in mezzo che da un lato ha moltiplicato i costi e le difficoltà dilatando i tempi, ma che dall'altro ha anche dato la spallata definitiva ai tentennamenti della politica, mostrando una volta per tutte quanto la nostra sanità abbia bisogno di fare un passo nel futuro. Oggi lo possiamo dire davvero, l'ospedale di Padova si farà. Dopo 30 anni di chiacchiere, il Nord-Est avrà un ospedale all'avanguardia che si posizionerà tra i primissimi in Europa per efficienza, disponibilità di posti, modernità e qualità della ricerca. Si farà in quest'area, un terreno di 40 ettari che oggi è una desolata landa di arbusti e veri e propri alberi che dal 2022 l'azienda ospedaliera ha recintato. Raccontare di come si sia arrivati a questo punto è una vera e propria odissea. 6 anni dal primo preaccordo, vero? 3 anni dalla firma dell'accordo di programma celebrato a Marghera in piena pandemia. Prima però c'era stato un altro ventennio di diatribe politiche. Il nuovo ospedale di Padova è stato per 20 anni l'esempio peggiore dei fallimenti della classe dirigente italiana. Di questo progetto si parla e si lavora addirittura dall'estate del 2000 a livello politico, anche se la primissima firma nero su bianco è datata 29 dicembre 2006. L'allora direttore generale dell'azienda, Adriano Cestrone, insieme all'università chiese ufficialmente alla regione di avviare un percorso per progettare un ospedale nuovo, perché quello di Padova era giudicato, lo ripetiamo, era il 2006, strutturalmente inadeguato, insufficiente agli standard di sicurezza e complessivamente vetusto. Richiesta poi approvata dalla quinta commissione regionale nel 2007, secondo un preliminare strategico che prevedeva allora un investimento di 1,2 miliardi di euro. Si arrivava così al 2011, alla prima proposta di fattibilità che con il gruppo di Project Financing proponeva di dimezzare gli spazi previsti da Palazzo Balbi, ma fu soprattutto sul luogo che le amministrazioni comunali cominciarono a sbizzarrirsi. Si era parlato dell'aeroporto Allegri, zona per la quale il vice sindaco Ancona della giunta di Giustina Destro, le cronache narrano, ricevette addirittura un proiettile in busta chiusa. Si era arrivati con Zanonato e Rossi ad una soluzione convergente su Padova Ovest, vicino allo stadio Euganeo, con la firma dell'accordo di programma e le prime dichiarazioni ufficiali nell'estate del 2011. Pronto nel 2017, diceva la regione all'epoca. Poi arrivò invece la giunta Bitonci, era l'estate del 2014 che cassò completamente il progetto, rompendo con Zaia e proponendo nuovi siti. Costruire un ospedale nuovo al posto di quello vecchio, oppure realizzarlo in via Corrado, vicino alla Stanga. Qualcuno ipotizzò addirittura di farlo a Legnaro o a Tencarola. Alla fine una soluzione si trovò nel febbraio del 2016, individuando proprio l'area di San Lazzaro e mettendo fine a una tiritera indecorosa per i cittadini padovani. C'è voluto tempo, tanto, e costerà anche molto più del previsto. Quasi 300 milioni aggiuntivi, finiti sul piatto rispetto ai 570 milioni di euro originariamente previsti. 870 milioni che la Regione coprirà con un prestito ventennale all'INAIL, spese lievitate per modifiche al progetto, per le opere di contenimento che eviteranno il rischio di allagamenti, per la costruzione di un parcheggio multipiano da 49 milioni, senza contare che il progetto stesso ha patito un incremento dei costi del 30%.
Accanto agli 800 milioni dell'INAIL inoltre, la Regione conta di metterne circa 108 di tasca propria per le attrezzature tecnologiche. L'ospedale infatti non potrà nascere già vecchio, ci vorranno anni per inaugurarlo e quando arriverà quel momento strutture e macchinari dovranno essere di assoluta eccellenza. E sarà anche un ospedale servito, all'avanguardia anche dal punto di vista dell'accessibilità, ben diverso da quello attuale, incastonato nel centro. A pochi metri di distanza sorgerà una nuova stazione ferroviaria, la Padova-San Lazzaro. All'interno del complesso arriverà la futura linea del tram SIR 2. Ci saranno poi piste ciclabili e le auto vi giungeranno con l'Arco di Giano. Se da qui al 2031 si riuscisse addirittura a rivedere la difficile logistica della nuova statale del Santo, tutta ad una corsia, ecco che il quadro sarebbe completo, davvero perfetto, ma su quest'ultima permetteteci di nutrire ancora qualche dubbio che davvero ci si metta mano. Comunque vada, la data è storica perché dopo decenni di battaglie, schermaglie politiche e progetti presi e buttati nel cestino, tra qualche anno Padova avrà un nuovo ospedale e quella piccola rotonda che qualcuno non per caso ha già intitolato agli eroi della sanità finalmente potrà mostrare alla città il suo vero significato. Glielo dico subito, Sindaco, non mi anticipi tematiche legate alla viabilità per il nuovo ospedale perché ne parliamo nella seconda parte e so che lei ci tiene molto. Intanto però, insomma, le chiedo un suo commento su questo perché c'era una grande responsabilità da parte di tutte le amministrazioni sia comunali che regionali che si sono succedute nel corso degli anni e dei decenni su un progetto che per un modo o per l'altro non partiva mai, insomma non si trovava mai la quadra definitiva. Dopo anni questa quadra è stata raggiunta. Allora le chiedo intanto quanto è soddisfatto, ma soprattutto quanto è stato complicato. Era un ospedale con le ruote, girava dappertutto per 25 anni. Io sono stato fortunato perché ho trovato un'intesa in 6 mesi solo con Zaia, col Presidente della Regione. Qui ho definito, anche durante la campagna elettorale, erano sorti 10 progetti, facciamo qua, facciamo là. Alla fine un po' di concretezza e pensando alla sanità, che è la cosa veramente importante per i cittadini, non solo di Padova, della Regione, forse di tutta Italia, perché riceviamo da tutta Italia una grande qualità ospedaliera. E di conseguenza con Luca Zaia, il Presidente, siamo messi d'accordo in 6 mesi. È stata una cosa molto veloce. Adesso dobbiamo costruirlo, ovviamente. Abbiamo già iniziato per quanto riguarda la pediatria, via Giustiniani. Però via Giustiniani, per fare un cappello di via Giustiniani, sarà abbattuto il monoblocco. Sta sorgendo la pediatria, se uno la vede, si vede già raggiunto il limite del tetto. Sarà completata e operativa entro 2 anni. Dietro sarà costruita la mamma bambino, il Luci resta perché attualmente è efficiente, il policlinico resta, il monoblocco sarà abbattuto, tutto quello neurologia sarà abbattuto, tutto quello che c'è sopra le mura sarà abbattuto. Sorgerà dove sono le cucine attualmente, le vecchie cucine, sorgerà la torre per le stanze ibride, sale operatorie ibride, sale operatorie tradizionale, il pronto soccorso nuovo sotto, che adesso è in difficoltà. Tutto il resto sarà abbattuto. Ovviamente sarà abbattuto quando sarà finito Padova Est, perché ovviamente sono 900 posti via Giustiniani. Questa è la pediatria. Questa è la pediatria. 900 posti a Padova Est con diversi compiti, per cui quando tutto completato a Padova Est c'è un mix sia per personale che posti letto, avremo alla fine 1800 posti letto, per cui un ospedale all'avanguardia anche sotto l'aspetto tecnico, costruito con le ultime risorse. E sono contento sia per i padovani ovviamente in primis, ma per tutti quanti, ma anche perché ho riscontrato dei problemi. Noi dei medici sono delle star internazionali, se non hanno mezzi adeguati, laboratori adeguati, sono operatori adeguati, vanno in un'altra città. C'era il grosso rischio di perdere medici importantissimi, tutti i medici sono importanti, ma sono delle eccezioni proprio a livello europeo. C'è il rischio di perdere anche i pazienti, perché oggi sapete, uno va a curarsi dove vuole, per cui anziché Padova può andare a Vicenza, a Treviso, per cui c'era anche un concetto di tenersi il più possibile i medici, perché abbiamo un'università di alta qualità che sforna medici in continuazione, tantissime altre specializzazioni, ma medici in maniera importante, è un peccato perdere che vadano dall'altra parte. Per cui
stato fatto uno sforzo veramente importante e ringrazio sia attualmente il direttore dell'area che sta lavorando molto bene, ma anche il passato, tutti quanti, Flor che non aveva... È stata un'intesa a suo tempo sia con la zona, ma con il SAR, c'era a suo tempo c'era Sarino, che è importantissimo, era d'accordo anche lui. È stato uno sforzo congiunto alla provincia, tutti quanti hanno aderito. Le chiedo, Sindaco, perché secondo lei è vincente l'idea di un doppio polo ospedaliero, quindi quello attuale che sarà ridotto in via Giustiniani e poi tutta la nuova struttura a Padova Est? Non voglio dire che è stato un compromesso, però c'è una parte di Padova Giustiniani che è operativa e funziona molto bene. Paolo Gallucci, un policlinico, ci ha speso tantissimi soldi per metterlo a posto. Un'esperienza anche, da come diceva Flor, infelice nel senso, lavorare con i pazienti dentro è drammatico, oltre ad essere costoso, va a creare anche problemi agli ammalati, per cui in base all'esperienza che ho avuto mai più faremo queste cose, perché costa tanto e creiamo problemi agli ammalati, per cui infatti tutte le iniziative nuove sono separate, adesso pediatria non sarà a posto, diventerà una specie di puzzle, perché devo incrociare tutte le cose in maniera tale costruire ovviamente il massimo rispetto ai pazienti. Ma questo non rischia un po' di complicare le cose anche agli stessi pazienti, non sapranno dove andare, ci saranno dei problemi? Ci saranno dei problemi perché siamo abituati veramente a tutti. Si sa che si va lì. Ma già adesso, se andate in ospedale, continua a cambiare perché devono sistemare il policlinico, per cui c'è il spostamento di sale, però insomma c'è un'indicazione fatta bene, per cui il problema sono i parcheggi, uno dei problemi, insomma, questo lo sappiamo. Sono i nonni di vigili che sono degli eroi, tra virgolette, nel senso prendono tante quelle parole da tutti quanti, perché quando uno è ammalato o quando uno ha qualche familiare all'interno non c'è niente da fare, se vuole barcheggiare, e qua non ci sono posti, sì sono i posti ma sono pochissimi. La nuova struttura, le chiedo se noi ci siamo resi conto in questi anni, il Covid ce l'ha fatto vedere, Sì. come le nostre strutture devono essere adeguate, anche preparate verso situazioni che noi in questo momento non conosciamo. Per esempio, tutto il tema delle malattie infettive, prima che scoppiasse la pandemia, insomma, è brutto dire che era stato un po' accantonato, però forse non avendo esperienza non gli era stata data la giusta importanza. La nuova struttura sarà adeguata anche a questo, a nuove criticità, nuovi problemi che arriveranno nella sanità del futuro e che dovremo essere pronti ad affrontare in tempi brevi. Ovviamente non sono uno specialista, ma sento i discorsi che fa la sanità, bisogna essere più flessibili possibile, perché non sappiamo cosa capiterà. Ormai abbiamo capito, e ci auguriamo di no, ma in 5-6 anni c'è un problema di questo tipo, una pandemia, per cui bisogna essere pronti. La volta, sono stati tanti morti, però siamo stati bravi, regione in testa, che è la responsabilità del Presidente Zaia, siamo stati bravi a superare questo periodo, è stato drammatico. Tutti quanti abbiamo cancellato dalla memoria questo periodo, ma il Covid primo ha creato danni sotto l'aspetto psicologico alla gente che stava a casa. Mi ricordo ancora quando ricevevo le salme da Seriate e da Bergamo, che non ce la facevano più. Per cui col vescovo, col vicario, ogni volta con questi camion militari avevamo 8-10 salme, ne abbiamo ricevute 98. Mi sembra una cosa incredibile. Mandavo ai volontari a dire con le macchine non uscite di casa. Adesso ci siamo dimenticati tutto, per fortuna devo dire, però è stato un periodo terribile in cui i padovani hanno dato il massimo. Ma se non ci fosse stato il volontariato in quel periodo, non ce l'avevamo mai fatta. I medici lavoravano in maniera mostruosa. Io conosco qualche medico che personalmente anche con me lavoravano in maniera 15, 16, 18 ore al giorno, non andavano neanche a casa perché non sapevano più cosa fare, specialmente all'inizio. I volontari, 2000 volontari che portavano medicine a malati, ma ancora senza sapere cosa, senza mettersi le mascherine. Abbiamo vissuto un periodo che bisogna dimenticare solo aspetti, ma ricordarsi che può capitare, per cui l'ospedale deve essere attrezzato, flessibile per i nuovi problemi, perché nascono problemi. Questo vuol dire portarsi fortuna. Bisogna essere pronti e preparati. È una sanità che funziona, anche una sanità pronta a queste evenienze. Per fortuna devo dire che abbiamo una grande sanità sotto l'aspetto medico. È la cosa più importante, non solo medici, infermieri, gentili, corretti, educati.
abbiamo veramente un settore ospedaliero che è un vanto per la città. Ecco, poi bisognerebbe anche ricordare l'importanza del pubblico, insomma, e che il pubblico non venga sottostimato come magari in molti casi sta succedendo. Ci prendiamo una brevissima pausa, ci interrompiamo proprio per un attimo, al rientro continueremo a parlare di nuovo ospedale e ne parleremo anche sul fronte della viabilità. Rimanete con noi, a tra poco.